Possiamo fare. Bene, buon pomeriggio a tutti, tanto grazie della presenza, perché pur essendo un orario particolare veramente vi ringrazio che siamo numerosi, perché insomma non è facile, tantissimi ci hanno scritto che erano in difficoltà ad arrivare, quindi ci sono, per voi insomma, no? Per un ospite graditissimo che ovviamente si raggiunge da Parma, e quindi veramente ti ringraziamo della presenza qui a Ponte San Nicolò, qui a Padova insomma, e poi ovviamente il super ospite ancora altrettanto gradito, Arturo, insomma, che sei di nuovo qui a Fonte, e aspettiamo che tu ritorni ancora da qui al 20 settembre, anche se la regione è grande e da girare ne hai, e anzi noi ti spingiamo a girare più che puoi, insomma, senza tregua. Beh, allora non voglio rubare tempo, soprattutto insomma per ascoltarci, è un dialogo. Noi continuiamo in questo dialogo, questo ascolto del territorio, e oggi insomma è un'opportunità anche di scambio anche, no? Credo, perché dopo aver ascoltato magari così l'idea è quella di farci delle domande reciprocamente, ovviamente poi se qualcuno vuole interromperci è assolutamente benvenuto. Io ovviamente ringrazio anche gli amministratori in generale, ringrazio il sindaco di Ponte San Nicolò presente, Martino Schiavonna, e ringrazio ovviamente il sindaco di Cona, insomma, che sei ex, rimane sempre nel cuore, il nostro concittadino Alberto Panfiglio, insomma, ovviamente ringrazio tutti voi della presenza. E l'idea, avete visto il titolo, no? L'idea lo volevo dire per ultimo, ma perché volevo ringraziarlo di più, e ovviamente il sindaco di Granze, che non è Granze nostra, ma è una Granze più importante, ma l'ho tenuto per ultimo perché alla fine se c'è questo incontro, il merito è suo, che ci ha in qualche modo dato questa opportunità, quindi ti volevamo, perché ti ho tenuto per ultimo per ringraziarti doppiamente insomma di questa opportunità. E vedo entrare assessore di Corverara, industriale, c'è il sindaco di Granze, dopo ti sto guardando insomma per un consigliere di Bovolenta Grigio, e quindi grazie, e oltre ovviamente a tutti voi cittadini. E la cosa bella è proprio di essere anche questi amministratori, no? Perché quello che stiamo facendo, credo Arturo, no? È proprio quello di un ascolto del territorio, l'ascolto delle problematiche del territorio, perché solo partendo dal territorio, dall'ascolto dei cittadini, degli amministratori, che si può costruire un progetto ambizioso per governare il Veneto di domani. E mi sono permesso in queste settimane, in questo inizio così anche di ascolto. Prima ero abituato ad ascoltare la mia comunità, adesso è una comunità più grande, che è quella in qualche modo della provincia di Padova, ovviamente per Arturo della regione, dove una cosa è chiara. C'è un territorio, no? C'è Padova, città importante, con i suoi 200.000 abitanti, abbiamo una cintura altrettanto importante con altri 200.000 abitanti, poi abbiamo una provincia con altri 80 comuni circa, con altri 500.000 abitanti, che ha bisogno un po' tutto questo di essere ascoltata. Perché a volte si è avuta la percezione di una sorta di abbandono da una parte delle istituzioni, perché parlo per la mia esperienza di amministratore nei miei 10 anni, francamente non ho avuto proprio questa relazione costante con gli organi regionali. Questa è, come dire, una mancanza, perché ti aspetti che in qualche modo qualcuno venga a dirti o a chiederti. È giusto, noi ci siamo andati a Venezia più volte, ma qualcuno si deve occupare anche di venire nei territori. Dall'altra parte c'è anche il tema magari anche delle istituzioni partitiche e quant'altro, che in qualche modo
un momento di sofferenza, e quindi anche lì no, c'è anche questo momento di sofferenza, anche qui magari di una volta c'erano maggiori relazioni, adesso molte meno, e quindi anche su questo si vuole basare la nostra riflessione. E si è parlato proprio del titolo, no? Questo è il tema del civismo, cioè se in qualche modo il civismo, che solitamente lo si immagina prettamente locale, no? La lista civica del comune, la lista civica del piccolo comune, se invece questo civismo possa essere invece interessante, possa essere efficace, possa portare benefici, possa avere una progettualità anche a livello regionale. E quindi credo che i due ospiti su questo ci possano aiutare tantissimo, no? Il sindaco di una città capoluogo, e quindi in qualche modo che la tua esperienza si possa così, tu racconta la tua esperienza, e poi Arturo che in qualche modo anche tu da vice sindaco comunque civico, un'esperienza civica nella città capoluogo di Padova, che in qualche modo hai già fatto questi tuoi anni di esperienza, e però questa esperienza la vogliamo portare insieme, no? A livello regionale. Quindi io mi fermo con questa premessa, ti chiedo proprio così il tuo punto di vista, la tua esperienza civica in una città come Parma, con tutte le problematiche. Insomma, credo che quasi tutti quelli che sono qui sono persone che in qualche modo sono appassionate e conoscono la tua esperienza, ma così se ce la racconti, insomma, ti ringraziamo. Me lo accendo così, stando in piedi, così facciamo tutte e due. Ma l'esperienza, più che conoscere l'esperienza, spero conosciate i prodotti gastronomici, perché ovviamente bisogna sempre fare un minimo di promozione, ma se non ho portato i ciccioli, il caldo non ce l'avrebbe concesso. Non so se li conoscete come prodotto tipico, ma al di là delle battute, io ringrazio Enrico, ringrazio Arturo. Stamattina eravamo a Venezia a sostenere anche il candidato della città di Venezia, Pierpaolo Baretta. Per noi, come Italia in Comune, per la nostra esperienza, siamo partiti proprio dai territori. Essere qua oggi con 3 esponenti di comuni diversi, al di là del ruolo attuale di candidati, ma di amministratori, è quello che insomma era l'idea fondante del nostro partito, del nostro movimento, il fatto di provare a riunire gli amministratori delle liste civiche, comunque che volessero far parte di una rete più grande di quella del loro comune, perché quello che abbiamo sempre detto e visto, insomma, nei comuni, specialmente piccoli, le liste civiche sono come dire, un'entità, poi anche per suo scomparsi tante volte anche i partiti direttamente, però sono entità importanti che in gran parte d'Italia vincono le elezioni. Quando si va a livelli più grandi è più difficile in termini sia di comuni che a maggior ragione di liste regionali o altre. Noi siamo presenti con o singoli candidati, o liste intere, o liste in coalizioni nelle varie regioni che vanno al voto adesso. Quindi con pur grande sforzo, grande impegno, l'idea di ripartire dei territori è stata l'idea che ci ha convinto fin da subito e che ci fa andare avanti. Quindi l'occasione di oggi era portare da una parte una testimonianza, dall'altra anche la rappresentazione che cerchiamo sempre di spingere, appoggiare candidati che abbiano fatto questo tipo di esperienza. Perché l'ascolto con i cittadini non si improvvisa. Anch'io dai miei 8 anni di amministrazione, la cosa che tu assolutamente devi imparare, al di là di avere le idee chiare magari sulle tue azioni politiche, sulla tua linea, su quello che vuoi comunicare, capire come ascoltare i cittadini, come risponderli, anche come dirgli no, io dico sempre, è strategico e non si improvvisa dall'oggi al domani. Quindi tutti quelli tante volte catapultati a fare attività di questo genere, dico, ma forse non sapete esattamente cosa andate incontro, ma anche non saprete interpretare correttamente i bisogni dei cittadini, che certe volte non hanno neanche chiaro loro cosa ti chiedono. Io cito sempre, in tanti anni, mai mi hanno chiesto il piano del welfare, ecco, no? Tutti ti chiedono, ai tanti amministratori presenti, direi i marciapiedi, i cartelli e le puntature, che devo dire sono diventate molto di moda in questo periodo. Però al di là di questo, quindi sapere interpretare che il piano del welfare è più importante della puntatura, ognuno ha la sua dignità di azione, ma è evidente che saper interpretare i cambiamenti generazionali, saper interpretare anche la risposta della flessibilità alle famiglie che, come dire, devono avere il posto all'asilo, l'asilo nido o altre forme flessibili, è più importante il cartello, che basta avere i soldi e qualcuno te lo tira su. Ma questo bisogna saperlo
spiegare, raccontare e convincere le persone che ci sono delle priorità che certe volte non vengono percepite se non quando ne hai la stretta necessità. Tra l'altro, in questa lunga esperienza che insomma, ci ha fatto portare a casa anche per la città diverse come dire, situazioni positive, penso al riconoscimento UNESCO per la città della gastronomia, penso adesso alla capitale della cultura e altri premi. Abbiamo fatto una competizione l'anno scorso, siamo arrivati in metà classifica, in termini calcistici potremmo darci per adesso contenti della Green Capital, perché volevamo anche puntare una nostra come dire, asse strategico è sempre stato il tema ambientale, quindi primo mandato sui rifiuti, secondo mandato sulle tematiche della mobilità. Questo vuol dire confrontarsi con altre città europee, vuol dire darsi degli obiettivi sfidanti, non sempre al primo colpo vanno bene, ma uno deve continuare a voler alzare l'asticella, perché c'è necessità di politica, c'è necessità di far comprendere che la politica non è sì, vabbè, ma sono tutti uguali, sì, vabbè, ma non fanno niente, ma che c'è necessità di fare delle scelte. E le scelte cambiano la nostra vita di tutti i giorni. Quindi non è vero che c'è un'inerzia, ma le scelte, ognuno poi ha la propria opinione delle singole scelte, ma cambiano la vita e la società in cui viviamo e la orientano. Vediamo oggi tutto il dibattito della scuola, sembra ci sia accorti che la scuola è importante, ma peccato che è stato l'ultimo, come dire, degli interessi dei decreti, quando doveva essere uno dei primi dal mio punto di vista. Vuol dire che la politica vuol dire fare delle scelte, vuol dire avere delle criticità, vuol dire anche dare una rappresentazione della società che vive le sue difficoltà, i suoi momenti, come dire, di successo e anche i suoi successi. Quindi torno al tema del civismo e poi chiudo, giuro, allargati, io mi allargo così. Quindi tornando al tema del civismo vuol dire in tanti casi avere uno spazio di manovra più ampio, perché hai, come dire, meno pressioni dall'esterno, meno pressioni che ti dicono ma invece va tutto bene, perché il governo siamo già dire che va tutto bene. E non bisogna dirlo in modo negativo, ma che c'è margine nel miglioramento, vale per la propria amministrazione, vale anche per gli altri. Bisogna avere la possibilità di continuare a voler migliorare la società che ci circonda. Non è un tema facile, nessuno ha la ricetta magica, ma fare gli amministratori vuol dire questa capacità di ascolto. Ed è per quello che noi siamo qua, che io sono qua a, come dire, a accompagnare, a spingere, a dare, come dire, cercare di dare un aiuto a chi questa competenza l'ha misurata sul campo e che tutti voi potrete misurarla ben meglio di me che arrivo da lontano, ma chi fa l'amministratore ha veramente un filo anche di martirio che ci tiene, che ci accomuna, no? Sono tanti gruppi di autoaiuto per posto, però al di là di questo bisogna anche scherzarsi sopra, le giornate sono sempre pesanti, devo dire, perché anche quando sei in giro poi ti mandano le rogne da risolvere tutto te. Sono anche commissario per la ricostruzione delle scuole, perché il governo si è inventato sta roba che fai il commissario e vai in deroga a quello che vuoi. Mi mancava l'esperienza del commissario, così facciamo anche questo, però almeno facciamo tanti lavori nelle scuole. Quindi appoggiare gli amministratori vuol dire anche questo, vuol dire saperli apprezzare per l'impegno, la responsabilità e anche i rischi che si prendono ogni giorno per far funzionare meglio le nostre comunità e via via le province e la regione, perché oggi siamo tutti. Quindi grazie dell'invito e dopo vi dico tutto quello che volete, vedete che non ci metto tantissimo. Ha parlato di martirio, no? No, grazie a Federico. Insomma, la domanda, no? Ma vado già su quella, questo civismo, no? Partendo da Padova, partendo quindi da queste realtà locali, da appunto San Nicola da Farmer, è in grado in qualche modo di essere propositivo, di portare sostanza, di poter essere da guida o da accompagnare, insomma, questo percorso per la nostra regione? Grazie Enrico, una domanda facile. La risposta è pronta. No, grazie tanto dell'invito di venire a presentare un po' questa iniziativa, che devo dire è un'iniziativa nuova a livello sicuramente veneto, ma direi anche a livello nazionale. Cioè l'idea di federare in qualche maniera le esperienze civiche in una struttura agile creata dal nulla è un'idea nuova in qualche modo.
Ma non io non credo molto. L'esperienza di Federico con l'Italia in Comune, che hai già cercato di dare un denominatore unico, no? Alle esperienze municipali, è interessante. Però ecco, credo che sia fondamentale questo nostro tentativo di trovare un denominatore che non è legato ad un'appartenenza politica, è legato a degli obiettivi che sono stati individuati con dei gruppi di lavoro, con un manifesto, e che sono quell'elemento, se vogliamo, debole, ma al tempo stesso forte, che mette insieme queste esperienze. È partito un po' per caso, dico la verità, 1 anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, quando da Padova abbiamo cercato di portare e allargare un po' lo sguardo, vedendo tutte le altre esperienze civiche, cercando di capire se ci fosse la possibilità di creare un veicolo comune su scala sovracomunale. E la risposta è stata superiore a quello che io mi potessi aspettare, sicuramente, perché c'è subito, insomma, da Feltre fino ad Adria, ci sono state delle risposte molto positive, e di dire no, beh, la cosa ci interessa, andiamo avanti. Cioè andiamo avanti, poi alla fine il martire sono stato io. Ma lo faccio volentieri perché credo in questa cosa. Credo che il mondo democratico, che negli ultimi anni ha vissuto una frammentazione progressiva sempre più pesante, sempre più faticosa, no? Con il Partito Democratico che ha perso pezzi, con gli altri che si sono riusciti a dividere in alcuni casi, il Movimento 5 Stelle che è partito con un progetto ma poi progressivamente si è un po' reso evanescente. Cioè, a fronte di una destra che sembra monolitica, 2 concetti chiari, cioè, voglio dire, scuri, molto scuri, ma ben identificati, ecco che il mondo democratico si è trovato. Allora, il tentativo che io, ma Enrico, un po' tutti quelli che sono messi a disposizione, è proprio quello di dire no, cerchiamo di andare ad avere una proposta condivisa, unica, perché io sono convinto che c'è una politica che esclude, che discrimina, che crea barriere dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista fisico, non è affine a quello che è il sentire della maggioranza delle persone. La maggioranza delle persone non vuole i muri, non vuole escludere nessuno, non vuole avere cittadini di serie A e di serie B. È una cosa proprio lontana da quella che è una tradizione culturale, sicuramente in Veneto, ma penso che non sia differente, insomma, nelle regioni vicine. E dobbiamo tornare a riconciliarci, insomma, con quello che è un sentire comune, diffuso. Ecco, questo è il tentativo che noi abbiamo fatto, che ci ha portato a creare questo veicolo del Veneto che vogliamo, che è nato così in modo un po' dal basso, ma che io ritengo sia un elemento forte per tenere insieme le varie forze politiche. A me ha fatto molto piacere poi che il Partito Democratico abbia accettato di candidarmi. Perché crede in questo allargamento, crede nella necessità anche per loro di dover allargare la propria proposta a persone che vengono dal mondo civico. E quindi io riconosco in loro una certa dose di rischio ma anche una certa dose di visione. Il Partito Democratico da solo non è in grado di aggregare l'area democratica perché negli ultimi anni ha vissuto troppe emorragie, da Calenda a Renzi, all'EU, sono tutti pezzi che sono stati tolti e che l'hanno reso in questo momento debole in qualche modo, anche se rimane una colonna insostituibile dell'area democratica. Per cui ecco, il fatto che poi i Verdi, il gruppo di Volt più Europa, si siano messi insieme, gli autonomisti di Sanca, che è un gruppo molto giovane, molto veneto. Sanca vuol dire, lo dico per Federico, sinistra, in dialetto. Cioè, e quindi loro hanno dato questo nome al loro movimento politico, però devo dire con persone preparate. Cioè, io ho fatto dei dibattiti con loro, con persone che stanno facendo il dottorato di ricerca in antropologia, a cercare di capire insomma tutti i vari meccanismi sulla base dei quali c'è questo anelito all'autonomia da parte della popolazione veneta. Per cui ecco, si è creato questo allargamento. Purtroppo non tutti hanno compreso la portata di questa proposta, preferendo un percorso identitario, penso ai renziani, con cui oggettivamente non è mai partito un dialogo, ma la partita è persa e quindi facciamo la partita identitaria. La partita è persa, ma io non sono così convinto, cioè ce la dobbiamo giocare fino in fondo.
Poi dove sia il nostro obiettivo in questo momento non sono in grado di dirlo. E in ogni caso la partita ha più tempi. Questo potrebbe essere il primo tempo, ma se lo giochiamo bene, sicuramente il secondo tempo lo giochiamo in maniera diversa. Allora ecco, l'importante in questo percorso è avere dei testimoni credibili, nel senso che io a Ponte San Nicolò, magari ancora già avete sentito parlare di me perché siamo vicini di casa, ma se io vado nel Comelico, cioè io sono un alieno, ma chi è questo? Cioè non sono un politico di scala nazionale che hanno sempre visto in televisione, che vedono nei salotti televisivi. Per cui può essere difficile. Chiaro che se io ho dei testimoni credibili del territorio del Comelico, così come di Ponte San Nicolò, con Enrico che ha amministrato bene questo territorio da tempo, ecco che tutto il percorso diventa. Allora per me è stato importante avere persone che hanno compreso questa logica e che si sono messe a disposizione. Enrico sicuramente è stato tra i primi, Enrico ma un po' tutto il gruppo, io ricordo delle belle birre. Era l'estate scorsa, o addirittura 2 estati fa, non ricordo, c'erano ancora le salve. C'è il tempo delle salve. Ancora le salve qua nel parco. E è iniziato insomma questo discorso. Io credo sia importante perché un'amministrazione regionale di persone che hanno avuto esperienza amministrativa su scala locale è credibile, è collegata. E io vedo importantissimo questo, ne parlavamo a Venezia stamattina, cioè ricollegare un municipalismo con una rappresentanza su scala regionale, ma anche poi su scala nazionale fino alla scala europea, dove la presenza dei territori deve esserci nella sua diversità, nella sua specificità, ma anche nella sua apertura verso un livello superiore. Questo è un elemento molto forte. Per cui ecco, io sono convinto sia un percorso dal punto di vista dei contenuti solido, robusto. Dobbiamo riuscire a comunicarlo, non abbiamo tantissimo tempo, però questo è compito non solo nostro, ma è compito di tutti. Per cui l'auspicio veramente è che in questo mese riusciamo a far capire la validità di questo processo. E ecco, l'augurio è che possiamo lavorarci poi per 5 anni in Consiglio regionale e non dovesse andare bene per qualche ragione questa volta, costruire il secondo tempo in modo da rigiocare la partita in modo completamente diverso. Noi sappiamo, adesso in questo momento Luca Zaia vive una forte visibilità mediatica, tra 5 anni Luca Zaia non ci sarà, perché non può, cioè voglio dire, sono finiti i suoi, già al terzo mandato, voglio dire, possiamo discutere, per cui la partita sarà completamente diversa e io credo che noi saremo pronti per giocare in maniera molto, molto competitiva. Quindi io voglio veramente ringraziare Enrico e sostenerlo. Vota e fai votare Enrico. Prima di lasciare la parola magari anche a voi, insomma, quindi ci interrompete ed è assolutamente benvenuto qualsiasi interruzione. Inverto il giro, no? Ti chiedo Arturo. A volte c'è anche una questione di stile, no? Nel senso che noi abbiamo sempre predicato che non si vuole andare contro nessuno. È uno stile, credo, ed è determinante perché l'idea di andare sempre contro qualcuno, innanzitutto, diventa sempre questa la guida, non è questa la guida, no? La guida è qualcos'altro, cioè non c'è la voglia di andare contro, ma questo vale in campagna elettorale, ma vale anche durante una legislatura, perché c'è sempre questo problema, tra virgolette, del gioco dei ruoli, no? C'è maggioranza, c'è minoranza, c'è maggioranza, c'è opposizione. E allora credo, lo dico a me stesso perché insomma l'ho sempre predicato e ce lo diciamo insomma tutti coloro i quali hanno una certa idea che è quella proprio di non andare contro nessuno. E quindi Arturo, credo che ti chiedo, no? È questo lo stile, cioè proprio so che magari ti ho già dato la risposta nella domanda, ma credo che c'è anche bisogno di sentirlo dire da te, no? Che sei il candidato. Qual è lo stile con il quale si immagina di costruire questo nuovo progetto, no? Perché non stiamo seguendo il progetto, non stiamo abbattendo il progetto di nessun altro. Vogliamo semplicemente dire c'è un progetto diverso e quindi con uno stile anche diverso. Certo. No, grazie Enrico perché sì, la possibilità di spiegare questo aspetto che secondo me è molto
qualificante. Quello che abbiamo verificato nell'amministrazione della destra che viviamo in Veneto da 25 anni, soprattutto negli ultimi anni, si è consolidata una politica contro qualcuno. Questo qualcuno cambia, è stato l'euro, una politica fortissima contro l'integrazione europea, perché sono quelli che, i burocrati di Bruxelles, sono quelli che ci vincolano e ci mettono un sacco di limitazioni allo sviluppo economico, cosa non vera, perché vabbè, potremmo parlarne dal punto di vista economico, ma le opportunità che abbiamo avuto con l'euro, pensiamo solo alla riduzione dei tassi sul debito pubblico, sono state grandissime. Però questo nemico poteva essere appunto il migrante, e oggi siamo stati alla caserma Serena di Treviso, dove c'è una situazione veramente disumana. Io lo dico, è disumano tenere le persone in una struttura di quel tipo, di fatto provocando il contagio. Sono ormai tutti positivi, ma chi è controllato nell'ultimo mese quando uno dal lavoro in nero ha portato dentro il virus e ha contagiato tutti? Ce ne siamo accorti dopo un mese che erano tutti contagiati. Cioè è un modo brutto proprio di gestire l'integrazione. Ma a me viene il dubbio che non sia casuale, no? Che il fatto di lasciare queste persone in delle condizioni non dignitose a qualcuno possa anche non dispiacere, perché alla fine abbiamo un nemico verso cui orientare l'attenzione delle persone. E questo secondo me non è rispettare la dignità né loro né nostra. Non mi sento rispettato io come cittadino italiano quando vengono create artificiosamente delle situazioni in cui qualcuno è peggio degli altri. E quindi c'è stata sempre questa politica che ha bisogno di un nemico per compattare le truppe. Ecco, il progetto vuole essere proprio diametralmente opposto. Non è una politica contro, è una politica per un progetto. Cioè l'attenzione che nel programma si mette alla protezione dell'ambiente, cosa che a me sta a cuore. Io di questo parlo sempre poco, perché avendo lavorato sempre su questo campo, dopo ho sempre paura di allargarmi troppo e di parlare troppo di ambiente e di svolta energetica, che però è uno degli elementi forti. Il cambiamento climatico, a parte questo periodo sul virus che ci sta vincolando tantissimo, però la sfida più importante che la nostra generazione deve gestire, e di questo dobbiamo essere consapevoli. Deve essere portato in alto alla lista. Io mi ricordo sempre, il 30 novembre scorso, il Consiglio regionale ha votato contro la dichiarazione di emergenza climatica che era stata proposta dai membri del Partito Democratico. Hanno votato contro, dopo alcuni minuti l'aula del Consiglio regionale è andata sott'acqua con l'acqua alta famosa, no, dello scorso anno. Cioè, neanche lo scenografo più intraprendente si sarebbe immaginato di fare una scena del genere in cui viene respinta l'emergenza climatica e il giorno stesso l'aula finisce sott'acqua per la prima volta nella storia. Peraltro non è che sia una cosa che succede ogni giorno. Però è significativo di una politica che deve cambiare, che deve orientare. In particolare in questo momento in cui abbiamo la disponibilità di una montagna di quattrini che arriva da quei famosi 82 miliardi che Conte alla fine ha contrattato a fondo perduto, dobbiamo usarli bene, e dobbiamo usarli come leva per fare degli investimenti sul territorio che creino valore per le persone e per la comunità. E quindi ecco, una politica che vuole concentrarsi su questi obiettivi, ma avendoli ben chiari. Ben chiaro cosa significa la svolta ecologica, ben chiaro cosa significa farsi carico delle fragilità dal punto di vista sociale. Anche su questo, parlando con chi lavora nella sanità, veramente, io non so se nelle altre regioni sia così, ma io sto vivendo un disagio del mondo della sanità, anche a prescindere dalla gestione del virus, di persone che vogliono andare via, non vedono l'ora di andare in pensione, che cercano un lavoro nel privato perché nel pubblico hanno delle condizioni di lavoro insostenibili. Cioè è brutta questa cosa, si è creato un clima in cui l'attenzione alla persona è secondaria rispetto al rispetto del budget. Insomma, è un gioco di parole, ma è corretto. Quindi, e questo è veramente triste. Allora io credo che invece una politica che riesca ad attivare dei meccanismi di dialogo, dei meccanismi di condivisione anche di questi obiettivi, perché alla fine è importante anche questo aspetto, possa essere una politica molto più interessante
per i cittadini. E io sono convinto che questo elemento di appunto, portare all'attenzione queste cose e condividere come obiettivo politico possa essere un collante molto più forte nel medio-lungo termine rispetto a quello di prendersela con qualcuno che ci porta il virus o che ci porta le malattie o che mangia i topi vivi. Cioè, voglio dire, possiamo trovare tante occasioni, no, in cui la discriminazione verso le persone è stato l'elemento di traino di una politica. Ecco, è una politica che a me, a Enrico, ma a tutte le persone che stanno sostenendo questo percorso non piace, e io credo che dobbiamo respingerla con forza, perché nel momento in cui accettiamo la discriminazione delle persone come parte di una politica, non sappiamo dove. E io questa è una cosa che sento molto forte dal punto di vista proprio della necessità del mio impegno personale. C'è una destra che inizia a dire, ma sì, ci sono delle persone che hanno più diritti delle altre, e poi, e domani? Cioè, sono magari io una di quelle persone, cioè magari ce l'abbiamo con i pelati, cioè io non ci sto, no, voglio dire, perché quei negri sì e quei pelati no? Magari cambiano e gli piace, i negri sì e i pelati no. E a me non va bene questa cosa. Cioè, dobbiamo fare veramente, io ci scherzo, però è una cosa molto seria. È una cosa su cui la nostra società deve tenere altissima l'attenzione. E io credo che la responsabilità di noi amministratori, ma di tutti, sia proprio quella di non accettare in nessun modo dei principi che appunto che danno per scontato o che comunque accettano anche velatamente la possibilità di avere differenze tra le persone. Questo, credo in questo momento storico lo dobbiamo difendere con grandissima attenzione, perché a livello europeo, sì, non è che solo in Italia abbiamo questo tipo di minaccia. E invece io credo che proprio il mondo democratico debba capire l'urgenza, capire l'importanza di ogni voto e far sì che tutti si venga a votare per dire no ad un modo di fare politica che appunto, io lo dico, è basata sulla creazione dei mostri. Non abbiamo bisogno di mostri, non ci sono mostri, non abbiamo paura di nessuno che ci minaccia, abbiamo necessità di mettere al centro della nostra azione politica le nostre fragilità, che sia la persona anziana, che sia la persona povera, che sia la persona disabile, che sia l'amministratore in terapia post mandato, ma fare di queste fragilità gestite insieme l'elemento che tiene insieme la comunità, che sia in ambito di un comune, che sia in ambito di una regione, ma anche su scala nazionale. Io credo che questo sia l'elemento più forte per una politica efficace. E quindi, ecco, grazie di avermi dato la possibilità di cercare questa cosa, che alla fine è la cosa che mi spinge, insomma, a non fare il professore universitario in queste settimane, mesi, anni, o farlo solo a tempo parziale, ma per mettere a disposizione questa sensibilità. Grazie. Federico, le civiche possono essere anche pregio e difetto delle civiche, no? È quello che in qualche modo spesso fanno riferimento ad alcune persone, ovvero, provo a spiegarmi meglio, no? Adesso anche con qualche crisi, anche dal punto di vista della destra e della sinistra, quindi c'è poi una parte dell'elettorato indeciso, no? E lo vediamo anche proprio nello stesso giorno, no? Nello stesso giorno noi abbiamo le europee, il risultato nelle provinciali, adesso mi ricordo, qualche qua, insomma, no? C'è le provinciali ancora, e poi le comunali. Qualcuno ha preso in qualche modo qui anche nella nostra esperienza, ha prenotato il tavolo della saga per festeggiare perché ha visto il risultato delle europee, poi il giorno dopo quel tavolo fortunatamente l'abbiamo occupato noi, insomma, no? Ma è ben venuta, ecco. Ma questo è però un dato oggettivo che ci deve far riflettere, proprio anche, e questo accade in particolar modo, no? Anche quando c'è non solo, perché accade un po' per tutti, ma con le civiche, dove in qualche modo tu attrai voti da tutte e due le parti. Tu che sia una civica di centro-sinistra, che tu sia una civica di centro-destra, che tu sia una civica purissima, attrai voti a volte, e questo l'abbiamo visto anche nella nostra esperienza, un po' da tutto l'arco costituzionale.
e qualcuno lo vede come un pregio e qualcuno lo vede come un difetto, no? No, non so, e questa cosa però è utile anche nelle riflessioni, anche per le regioni, per la regione, e non a caso questa esperienza civica che si mette a servizio nella regione può in qualche modo essere attrattiva anche per una certa parte di elettorato indeciso o che in qualche modo che non vorrebbe andare a votare perché c'è questo grande rischio dell'astensionismo e al quale vogliamo dire chiaramente guarda ci siamo anche noi, ci hai tastato, hai visto come lavoriamo, hai visto come ci mettiamo a servizio, ecco questo stesso servizio nelle nostre comunità locali vogliamo portarlo nella comunità un pochino più grande. So, il tuo punto di vista su questa cosa. Volevo ricollegarmi a due cose che diceva prima Arturo, per tutto il discorso in generale, come dire, dei valori, sono assolutamente d'accordo. Sul tema mi è molto piaciuto anche per lo spirito, diciamo, di servizio con cui hai preso questa candidatura, però è quello che la sinistra non sa mai fare, cioè fare un percorso, cioè dire va bene, serve fare un percorso, ci vogliono 10 anni, gli altri, come dire, io quando la Lega è andata al 4%, ho sempre avuto una grande coerenza di star lì a dire cambiato un po' perché quella sessione è andata di moda, però di menarla, continuare a menare e il tempo, la fortuna, i demeriti degli altri, un po' di tutto, gli ha dato ragione. La sinistra dice ma provo questa, non va bene, provo quest'altra, non va bene, provo quest'altra e questo disorienta, difficile dire, no? Di avere, come dire, chiaro in testa degli obiettivi se ogni volta li correggi o li abbozzi e quant'altro. L'altra cosa su cui invece sono parzialmente d'accordo è ma il topo se lo avvolgo nella pancetta non è detto che sia male, quindi adesso questa demonizzazione, no? Secondo me è pelato magari perché sono pelo rimane, no? Non vivo sicuramente. No, bisogna un po' sdrammatizzare su quello dei topi perché vista da lontano, non so l'impressione che ne avevate vista da vicino, ma da lontano faceva un po' ridere perché il tono quando si è amministratori insomma è molto importante, quindi si può essere insomma decisi senza essere né arroganti né aggressivi, perché essere decisi, avere le idee chiare e dirlo in un modo comprensibile non necessariamente deve essere contro qualcuno e per qualcosa insomma è sempre più importante. Quindi invece tornando alla domanda, assolutamente il tema delle liste civiche è un tema molto complesso perché specialmente nei comuni più piccoli, ho visto un comune del nostro territorio che è imploso di recente che va dentro il PD e Fratelli d'Italia, poi si meravigliano che quei Fratelli d'Italia hanno sfiduciato il sindaco, da dire c'era un problema alla base, no? Quindi non è che ci buttiamo dentro di tutto, basta arrivarci, ma bisogna avere dei valori condivisi, bisogna avere degli obiettivi condivisi e quindi bisogna sapere in che campo si gioca. Poi a livello diciamo locale ci possono essere delle disparità di vedute rispetto ad alcune progettualità che ti fanno andare da solo, poi non c'è niente di peggio rispetto alle liste civiche finte, un altro grande classico, no? Tiriamo su qualcuno, gli diamo un cappellino, no? E diciamo che anche noi abbiamo la nostra civica che ci accompagna, che è un classico diciamo delle grandi città. Mentre invece premiare percorsi che partono magari dall'associazionismo in generale sociale e culturale, che poi sfocia comprendendo che, come dicevo prima, fare politica vuol dire prendere delle decisioni, e quindi dice mi ci metto anch'io perché sennò fa solo l'associazione che dice delle cose, poi se non hai il potere di realizzarle, insomma se trovi uno che ti ascolta bene, se no se ne riparla tra 5 anni di elezioni. Allora quello è il civismo a cui noi guardiamo, a cui bisogna guardare, i percorsi che quindi hanno una loro temporalità, difficile vincere il primo colpo, ci sono, come dire, esempi, ci sono situazioni che dipendono magari dalla persona o personalità giusta che ha fatto un suo percorso magari personale, ma il tema deve essere, bisogna radicarsi. E radicarsi è difficile perché, come dire, la voglia, il tempo tolto alla famiglia, agli affetti, a quello che se ne ha voglia per fare attività politica è sempre meno, dico sempre il classico del verrai stasera, ma c'è una partita di calcetto, non potete trovarvi domani, no, capito? Però se inseguiamo i corsi di tutti facciamo fatica. Quindi fare politica è un impegno, però anche far capire, torno al tema di prima, quanto è importante governare il cambiamento della propria società è altrettanto importante. E quindi, come dire,
l'incontro di oggi, quello che ci stiamo dicendo, secondo me ha dei toni assolutamente allineati, pur non avendone mai parlato, non ci siamo preparati nessuna scaletta, dall'idea di come quando si ha una radice comune, poi, come dire, la linea comune la si trova molto più facilmente. Ed è secondo me deve essere questo il faro delle liste a livello locale, a livello regionale e aggiungo io anche a livello nazionale. Secondo me, citando le regionali in Emilia Romagna, che sono state diciamo, le ultime prima del lockdown, l'esperienza è stata andata anche lì nella stessa direzione, si è cercato di fare una lista all'interno della coalizione che cercasse di esprimere le vocazioni più civiche e non solo, ed è quello che abbiamo cercato di portare avanti, anche lì con dei risultati molto interessanti, senza avere la pretesa che al primo quarto, al di là del risultato complessivo, però senza avere la pretesa che si debba raggiungere un risultato al primo colpo. Dicevo prima, noi per arrivare a capitale della cultura ci siamo candidati 2 volte. Una volta abbiamo perso, diciamo, o comunque imparato dagli errori, molto più importanti. La seconda volta abbiamo vinto, speriamo di ripeterlo anche con Green Capital. L'esperienza, lo sbucciarci le ginocchia, che adesso non va più di moda perché se non c'hai la gommina sotto le altalene i bambini non muoiono facendo lo scivolo, mentre una volta avevi le ginocchia sbucciate ti ricordavi che la terra è dura e poi fa male, ti rimane il ghiaino attaccato alle ginocchia. Allora il ghiaino delle nostre ginocchia è fare le lezioni e imparare, migliorare e cercare di portare altri insomma, nello stesso percorso. Non andrò al parco vita adesso di sta roba della... io lo dico alle mamme apposta, perché io gli ho detto che bisogna dire le cose cioè sta roba del no, ma c'è la scollata, non possiamo più andarci, mandateci lo stesso, ma se scarichiamo non è mica male, tornando all'amministratore e dire sì quando c'è ragione, no quando non c'è ragione, se no non educhiamo le persone. Io su questo sono profondamente convinto, anche se non la voto più perché non ha usato da sempre. Guarda signora, c'è dell'altro più importante, poi arriva anche dalla sua sinistra. Ma è fondamentale dire le cose nel loro peso reale, se no diamo ragione sempre a tutti e vuol dire non dare ragione a nessuno. Secondo mandato non vale. No, io anche nel primo, cioè io in campagna elettorale, io sono andato nella zona, tornando al tema non solo immigrazione ma anche spaccio, no? Salvini, il governo ha cambiato una riga. Io c'avevo lì come dire, gli amministratori leghisti che me la menavano, i parlamentari, cioè, guardate che non c'è una legge nuova, non è cambiato niente, prima è cambiato e poi me la menavo. Però sono andato nel quartiere, diciamo, con più problematiche del tema dello spaccio, rispetto all'altro che, ancorché del centro-sinistra, ha detto beh cavalchiamo la destra e ha lanciato un sito spaccio zero in 365 giorni. Voi capite che spaccio zero non lo fanno neanche i NOx militari come dire, in Colombia, capite, con i vigili urbani in una città normale senza fare le leggi. Quindi non sono andato là vendendo che lo facevo in 6 mesi, che è un'altra cosa della politica. Ho detto guardate, vi prende in giro, io faccio 10 cose, sono quelle che posso fare, ma le faccio, tra l'altro le abbiamo quasi fatte tutte, no? Siamo a metà mandato. E questo secondo me dà credibilità, non prendere in giro le persone, quindi non prendere in giro neanche con l'altalena, e in questo è in campagna elettorale che è il momento che se vogliamo dove uno si rilassa un po' di quello dire no, la siepe in effetti è molto importante, anch'io me la sono di notte la siepe. Invece, come dire, anche in quel caso lì deve essere ligi a quello che si pensa. Grazie, no, era una battuta evidente. No, prenderemo tutte le siepi di Ponte San Nicolò, naturalmente. No, manteniamo il tappettino sopra. Manteniamo il tappettino Prima di lasciare la parola, se qualcuno vuole intervenire, ecco, anche sapete, siamo in diretta Facebook, diretta nei social e YouTube. Civismo per avvicinare le persone alla vita politica, per ricucire lo strappo che ha allontanato molti dal voto, ma anche per dar modo ai politici e amministratori di avere un contatto più ravvicinato e concreto con la base. E poi ci sono altri messaggi, per esempio Zai e i suoi valori vincerà, ma non sarà la stessa cosa se lo farà a 75 o fra i 50 e i 60. Lavoriamo per questo, ambiente al primo posto, quindi altra sollecitazione, altra preoccupazione, insomma, ecco, e stanno arrivando alcuni messaggi. Se c'è qualcuno che vuole così dare qualche domanda, visto che siamo qui per voi, è benvenuta.
e si esigerebbe questo mercato. Scusa, prego, scusa. Buonasera a tutti, io sono Mario Santi, abito a Villa frequento e sono iscritto al Partito Democratico, ma Alberto lo sa. Ringrazio Federico Pizzarotti che finalmente è venuto a dare una testimonianza di cosa si può fare avendo dei concetti democratici molto aperti e anche forti. Enrico lo conosco da tanti anni, che ci frequentiamo, ma qui volevo portare una testimonianza dei bisogni del nostro territorio. Umberto, tu hai citato 2 o 3 argomenti che sono fondamentali. Metto in premessa, guardate, non è difficile vincere, basta praticare le cose che avete detto fino in questo momento per estenderle alla nostra parte. Al di là anche di questi strumenti che per me sono infernali, anche possono essere importanti, ma importante è il territorio, cioè lavorare concretamente sul territorio per una adesione attraverso le persone piuttosto attraverso questi strumenti. I 3 argomenti che volevo portare all'attenzione per capire i problemi che abbiamo bisogno di risolvere sono sulla base della mia esperienza, anche di ex amministratore, ma soprattutto di cittadino, dai miei 80 anni, che tra poco compirò, sono questi. Sanità. Io un anno fa ho perso mia moglie Francesca, e tutti quanti ringrazio Pasqualina che mi ha invitato ieri pomeriggio per in questa sessione. Guardate, Francesca, mia moglie, io stavo insieme a lei da 79 anni perché siamo nati insieme. Il problema non è stata la sua malattia, cioè un tumore del seno. Il problema è stato il comportamento della sanità, che non me l'hanno curata per circa 8 mesi, perché c'erano gli standard inventati dall'egregio Mantoan di turno. Capite? Per cui non è stata curata perché aveva l'andamento del suo tumore che andava verso un determinato comportamento. Non è stata curata perché gli standard degli esami che si facevano, noi siamo all'interno degli standard, quindi è mancata una coscienza di intervento sanitario che oggi, al di là della situazione sanitaria che questa è tutto quanto diversa, però mia moglie è morta con gli stessi elementi che riguarda i Covid, cioè è morta senza respirare praticamente. Ma in 9 mesi nessuno ha avuto la coscienza e la scienza di capire di che cosa stava soffrendo questa evoluzione della sua malattia. Io non sto imprecando appunto la malattia, non sto imprecando appunto la sanità, sto dicendo, signori, i problemi sono di questo tipo qui e nel territorio di questi problemi ce ne sono a migliaia. Ecco dove bisogna intervenire per poter abbattere questo sistema di sanità a livello standard. Non abbiamo niente. Umberto, avete portato oggi la testimonianza di quella situazione di Treviso. Ma come stanno adoperando la destra di quei numeri che stanno dicendo e ci credono la gente, non le cose che hai detto tu, perché la situazione è veramente disastrosa da quel punto di vista. Federico, che è vicino a Parma, a Mantova, sa che un'altra situazione analoga ci sta comportando per quegli stessi comportamenti. Quanti lavori neri abbiamo nel nostro territorio? Quanti e in che settori? Ecco, questi sono gli elementi da poter utilizzare, ma non per colpevolizzare, ma per dire come stanno realmente le cose. Il secondo argomento che volevo portare è il discorso sull'ambiente. Molto probabilmente qualcuno sa quanto ci siamo adoperati da tanti anni per completare una incompleta che è al di sopra di tutte quante le nostre situazioni, che potrebbe non solamente risolvere problemi di carattere idrogeologico, ma anche e soprattutto fornire problemi ad un ambiente, creare problemi di posti di lavoro, creare un nuovo ambiente, e mi riferisco alla Padova Mare. La definizione di Padova Mare l'abbiamo progettata nel 2006, quando abbiamo fatto un grosso convegno all'Università di Padova per poter portare all'evidenza la necessità del completamento di questa infrastruttura che è totalmente dimenticata. L'altro giorno ho dato un'occhiata per quanto riguarda le 130 opere straordinarie e mi sono visto che non c'era niente. Dopo una settimana invece è comparso che Roberto Caon ha portato in evidenza e fatto approvare alla Camera un finanziamento per un progetto. Guardate che questo non è un'altra forma di cancro nel nostro territorio ambientale. Se non viene risolto, e la colpa sappiamo dove sta, se non viene risolto questo problema, è un problema che nel territorio crea disagi enormi. Sono stato l'altro giorno per una mini gita a Marcellina su Enigo 2000.
stanno facendo dei grossi lavori per quanto riguarda il discorso del Baia del 2018. Ma lì c'è un dibattito completamente non compreso da noi della campagna, il discorso delle ceppaie, gli interventi che si stanno facendo. C'è un dibattito che investe tutto quanto il discorso della climatologia e del comportamento del territorio ambientale. Sono problemi che nel territorio sono estremamente importanti e validi. Non parliamo poi degli ospedali, non sarai frequente nel Comelico, ma sicuramente conoscerai le situazioni di Asiago, di Pieve di Cadore e di tante altre situazioni per quanto riguarda le condizioni ospedaliere. Quindi ci sono elementi, non per attendere il secondo tempo, ma ci sono elementi in cui si può benissimo fare una goleada già al primo tempo, se sappiamo eventualmente come poterli trasmettere, comunicare, interpretare e dare anche delle impostazioni di soluzione concrete nel corso dei primi tempi di intervento. Torno a ringraziare Federico perché quando io ho lavorato con la grossa impresa Pizzarotti negli anni che non siamo parenti, che non siamo appunto che siete parenti, non ho dovuto ricordarglielo a qualcuno di questi tempi qui, no? Ma questa impresa Pizzarotti di Parma è diventata una delle più grandi imprese edili che c'è nel territorio nazionale. Queste sono iniziative che noi dobbiamo, anche il discorso delle imprese. Sto seguendo il dibattito, Genova dovrebbe insegnare. Nessuno sa che cosa è costato la ricostruzione del ponte di Genova in questi 20 mesi di lavoro. È costato bene il doppio di quello che sarebbe dovuto costare se ci fosse stata una procedura. Adesso siete commissari per quanto riguarda il discorso delle scuole. Ma non si tratta di fare i commissari per spendere in una maniera. Noi abbiamo bisogno di un'economia ragionata, trasferita nel territorio come quella che noi abbiamo come padri di famiglia. E questo adesso è un'occasione. Tutti quanti ci siamo indebitati molto probabilmente per fare la nostra casa, ma abbiamo saputo governare le situazioni per quanto riguarda i pagamenti dei nostri debiti. I miei genitori mi hanno insegnato che un debito non è una vergogna, è un impegno che ti costringe ad essere serio nella gestione economica della tua famiglia. L'Italia è la nostra famiglia, l'Europa è la nostra nuova famiglia. Ecco perché sono contento di aver partecipato a questa riunione questa sera, ma vi lancio dei problemi che sono veramente da risolvere, sulla base dei quali si può e si deve e si potrebbe anche vincere. Non partiamo il secondo tempo, io lo desidererei magari più tardi. Tentiamo di vincere al primo tempo. Sì. Un po' mi voglio collegare a quello che ha detto il Signore e soprattutto come l'ha detto. E come l'ha detto sta come si riesce a emozionare le persone per farle tornare a votare delle persone civili in una coalizione civica. È molto importante questo. L'aspetto che sottolineo è il discorso fatto dall'architetto Piano l'altra sera. È riuscito a parlare di amore in una struttura di un certo tipo e ha emozionato. Se noi non riusciamo a emozionare le persone e anche a dare alcune risposte, perché mi permetta Lorenzoni, dire che la caserma Serena è un qualcosa di negativo, stiamo tirando la zappa sui piedi, no? Qualcuno dovrebbe dire della coalizione, conoscere il vero problema e dire oggi abbiamo il coraggio delle idee, abbiamo accolto delle persone, le abbiamo accolte bene o male e dove, ma quello che abbiamo tradito in quel caso lì non è l'accoglienza, perché l'ho visitata più volte la caserma Serena. Era rispetto alle altre un fiore all'occhiello, immaginiamo le altre, no? Ma è cambiato il progetto di integrazione. Se tu manca il progetto di integrazione, non possiamo pensare che anche se gli facciamo le camere singole, un soggetto di 30 anni possa passare la sua vita a essere ospite di una caserma. E dunque, secondo me, bisognerebbe ammettere di non aver capito in quel momento lì, aver fatto una scelta di campo e dire sì, delle persone in mare si accolgono, ma poi qualcuno dovrebbe entrare nel tempo e dire, secondo me, oggi, e questo è stato quello che
dissi a Roma, dove c'era anche Federico Pizzarotti, dobbiamo avere il coraggio che qualcuno deve tornare con progetti, con rimpatri volontari assistiti, con cooperazione decentrata nei luoghi, per sicuramente andare a focalizzarsi su chi può effettivamente integrarsi in questo, perché c'è poco da spiegare alle persone. Se si rifiutano di stare in quarantena, ma chiunque di noi oggi non è d'accordo in questo, e nessun ragionamento potrebbe dire no, poverini non hanno capito. Di fatto un mediatore culturale mi disse, congolese, guarda, è 30 anni che faccio questo lavoro qua, due lauree alla Bocconi, almeno il 30 e il 40% di questi ragazzi qua devono tornare a casa loro. E noi ci dobbiamo focalizzare in quello che è possibile. E questo è un tema importante. Ma devo partire dalla conoscenza del tema, da ammettere gli errori e fare una proposta. La gente in questo, secondo me, si muove e va a votare. Ma noi la proposta che abbiamo fatta è chiara, è che quella della raccoglienza distribuita di riempire gli spazi. Perché non è solo quello. Ma non è molto quello, è molto quello. Guardi, io di SPRAR ne ho conosciuti, alcuni funzionavano o alcuni andavano sine die a fare quella formazione che ci volevano 20 anni per formare quello. Noi siamo andati alla caserma con Antonio Calò, che ha vinto un progetto europeo. Lo conosco personalmente. Cioè, penso che sia credibile la sua esperienza. Certo, però il suo progetto è di 7 persone. Sì, ma possiamo farne 1000 da 7 persone. Credo. Anziché 300 alla caserma Serena. No, secondo me c'è una responsabilità sicuramente su questa vicenda, e ci ha visto protagonisti forse più Cona, forse più Bagnoli, eccetera. No? All'epoca c'era un'emergenza. La cosa che non è comprensibile oggi è che ci ritrovi in emergenza quando invece qualcuno si sta dimenticando una progettualità. Cioè questa non è più accettabile, che non ci sia una progettualità, perché nel 2014-15, quando siamo stati convocati, ognuno a fare le prefetture, si comprendeva perché c'era confusione, c'era e dovevamo distribuirsi. Oggi non è più accettabile che tutte le istituzioni, dal governo alla regione, non abbiano predisposto dei piani e delle progettualità precise dopo possiamo entrare nel merito specifico. Però secondo me questa cosa proprio manca, e qua non è possibile che sia sempre lo scaricabarile da una parte all'altra. Dobbiamo assolutamente anche dire che qualcuno forse in questo spazio di tempo non si è preoccupato di immaginare che quello che poteva riaccadere, perché questa cosa poteva riaccadere, in qualche modo non sia in qualche modo già predisposto il piano B, C, D e F, quello che accade in un comune, no? Quando accade un'alluvione, il giorno dopo ti preoccupi di immaginare dove devi incanalare l'acqua. È vero che può rompere di nuovo l'argine, ma almeno sei preparato a sapere dove andrà l'acqua, sai quali sono le prime case là sotto, eccetera. La stessa cosa accade, secondo me, in questo momento, un'altra volta. Allora qui nasce veramente il dubbio se qualcuno sta giocando una partita anche da un punto di vista della comunicazione per ottenere qualche consenso in più. Rispetto grazie comunque, perché è un tema assolutamente caldo, e sarebbe secondo me non corretto che si giocasse un'altra volta anche questa occasione, queste elezioni regionali di nuovo su un tema, guardando, scusate per ancora un uccellino, e che c'è tanto e tanto altro su cui andare a riflettere. E i temi mi permettono, anche della sanità, dell'ambiente, magari se li dividiamo, no? Io mi permetto di prendermi un tema che mi appassiona, lo sapete, che è quello dell'ambiente, ma ambiente su un'opera specifica, no? E mi permetto di dire che quello che è accaduto alla Camera è una mozione, ed è bene che sia stata una mozione finalmente all'unanimità, quindi bene, ma sta semplicemente dicendo quello che stiamo chiedendo dal 2010, ovvero 2006, ma poi parliamo dell'esperienza. Noi diciamo cortesemente, bilancio regionale, ci siano le risorse semplicemente per il progetto, no, definitivo, che ci consenta poi di andare a bussare alla porta di quei due benedette porte, uno ai ministeri e l'altro in Europa,
perché tutti ti stanno dicendo senza progetti non venire a bussare, perché se non hai progetti in mano non venire a bussare alla porta, perché senza di quello noi non ti diamo contributi. E quindi è essenziale che nel bilancio regionale ci siano queste risorse. E credo che Arturo più volte in queste settimane già è stato sollecitato da associazioni, dai cittadini, dai sindaci, e si è più volte impegnato su questa cosa. Aggiungo sul tema dell'ambiente, e poi lascio sugli altri due interessanti ragionamenti, la questione quella sull'ambiente legata all'agenda 2030 Nazioni Unite. Una la vede una cosa distantissima, e invece se andiamo a prenderla e la leggo ai ragazzi, non esagero delle elementari, ma delle medie, è comprensibilissima. Ti dà 17 obiettivi, che sono veramente precisi. Cioè, secondo me le Nazioni Unite le hanno fatte apposta a prova di cittadino comune che non ha bisogno di grandi. E ti dice 17 obiettivi. La cosa interessante è che non sono a livello nazionale, ma sono 17 obiettivi che è scritto proprio nella relazione, che devono essere attuati a livello regionale. E quindi credo non 17, ma diciamo 7, ma immaginiamo 5, prendiamone un numero, 5 di questi devono essere portati all'attenzione del Consiglio regionale, devono essere e devono cominciare a migliorarsi. Sono veramente facili, perché invito veramente tutti, anche chi si ascolterà, ad andarseli a prendere, perché se un'amministrazione regionale ha a cuore il proprio territorio, prende questi e comincia a attivare politiche ambientali, perché in questo momento anche qui non c'era una progettualità. Noi ci trovavamo come sindaci, come amministratori sui temi, no, a organizzare la domenica ecologica. No, benissimo, ragazzi, la domenica ecologica. Forse ci vuole una progettualità più interessante a livello regionale, devono andare a macchia di leopardo, facciamo il carnevale con i trattori, non facciamo il carnevale con i trattori perché i trattori inquinano. Eravamo fermi a ragionare questo, perché nessuno si preoccupa di dirti e qui sono d'accordissimo con quello che dice Federico, con una certa, anche qualche volta dire qualche no, per il bene del tuo futuro. E ti dico, guarda, per il bene del tuo futuro forse è l'occasione storica, non solo come evento, ma coordinandosi con le regioni della pianura padana, di fare un ragionamento importante, perché poi abbiamo visto anche, qui ti avevo chiesto anche conferma, tu mi hai confermato che condividi questa cosa, gli studi che stanno dicendo che anche il Covid in qualche modo è andato a colpire le zone più inquinate del mondo, e non a caso le zone più inquinate d'Italia, ovvero densità abitativa maggiore, ma anche zona più inquinata d'Italia. Quindi ecco, credo su questo sia prioritario. Arturo, c'è il tema anche credo che ci sta a cuore della sanità, no? Ti lascio quelli più... No, più difficili. La sanità, voi sapete che l'80% del bilancio regionale è sanità, quindi voglio dire, è il tema quando si parla di regione. E, al di là di una gestione in qualche maniera positiva della pandemia, soprattutto nella prima fase, dove Zaia ha dato ascolto ai colleghi dell'Università di Padova, che hanno agito tempestivamente e hanno consentito di circoscrivere il contagio. La differenza tra la Lombardia e il Veneto nei mesi di marzo, aprile e maggio è abbastanza evidente. Se andiamo a vedere luglio e agosto, possiamo discutere, nel senso che purtroppo siamo ormai da qualche settimana la regione che ha il tasso di contagio più alto, e questo ci dovrebbe far pensare. Però senza dubbio c'è una sanità in Veneto che ha dimostrato di essere resiliente grazie ad una presenza sul territorio che ancora è sopravvissuta a quella, io la chiamo politica di lombardizzazione, che è stata avviata una decina d'anni fa con il modello della privatizzazione della sanità. L'andamento dei posti letto va chiaramente in quella direzione. Poi è curioso perché anche spostandosi verso ovest si ha un incremento dei posti letto privati rispetto a quelli pubblici. Sono il 27% nella USL Scaligera e sono solo il 10% in quella, per esempio, del Bellunese. E quella di Padova è intermedia, quasi al 17%, circa in linea con la media regionale. Però è indubbiamente un modello che piaceva, perché vuol dire esternalizzare la cosa, ma che ha dimostrato tutti i limiti in questo periodo. È curioso che ci sia una tendenza anche negli ospedali pubblici, l'idea di inserire le cooperative è un'idea che è abbastanza allarmante,
quindi non avere più personale stabile, ma appaltare il servizio delle cooperative che in qualche maniera vengono a costare meno per l'amministrazione, manodopera esterna, ma chiaramente sono meno legate alla struttura, sono meno, diciamo così, meno capaci di fare quel servizio, che non è solo curare la persona, farsi carico della persona, che è quello che ciascuno di noi vuole sperimentare quando deve entrare a assicurare e non vuole essere un cliente, ma vuole essere un paziente di una struttura e quindi è un rapporto completamente diverso. Ecco, è una sanità privata che non piace, che è privata sotto molti punti di vista. Tutti i nuovi ospedali, bellissimi dal punto di vista architettonico, strutture nuove, però sono ospedali pubblici o privati. Schiavoni, ospedale pubblico o privato, quando gran parte delle macchine che ci sono dentro oggi sono di fatto dei privati che hanno un contratto di project con cui viene garantito un certo flusso di cassa per pagare. Cioè, fin tanto che non è finito quel contratto, la macchina rimane del privato, il trasferimento di proprietà viene solo alla fine del contratto, quando la macchina sarà obsoleta e dovrà essere cambiata. Ma questo, che nella ripartizione del rischio peraltro è tutto a sfavore del pubblico, perché il privato si è ben guardato da prendersi dei rischi, per cui ha una serie di prestazioni garantite, anche se non vengono erogate, per cui non so adesso attacchi di schiavonia quante ne debba fare all'anno e quante ne faccia, però so che ne fa meno di quante ne dovrebbe fare, la differenza viene pagata a prescindere dal fatto che gli esami non vengano erogati. Ecco, questo è un altro modo di privatizzare che non piace. Abbiamo, diciamo così, spostato delle risorse dagli servizi, e guardate che servizi che non si fanno più o che si fanno in maniera insufficiente sono veramente tanti. Ciascuno di voi avrà sperimentato dal galleggiamento delle liste d'attesa a persone che attendono di accedere a servizi di assistenza continuativa in un modo pesante. Per le famiglie che hanno il problema, penso alla neuropsichiatria infantile, il tema è veramente pesante. Ecco, è un modo per avere un obiettivo di bilancio e non un obiettivo di servizio. E questo secondo me è completamente ribaltato. La sanità ha un costo? Certo che ha un costo, però è un servizio che vogliamo. Allora a me non piace quando dice noi non abbiamo messo l'addizionale IRPEF. A parte che non ha messa, cioè spiega la legge, non hai messo quella quota discrezionale della regione, l'addizionale IRPEF c'è e non è stata messa. Però se mi togli tutta una quantità di servizi, soprattutto nel settore sociosanitario, allora parliamone e cerchiamo di capire se le persone sono disponibili a pagare qualche decina di euro in più all'anno in cambio di avere. Ora, io non voglio mettere tasse a nessuno, sia chiaro, se non campagna elettorale, cioè, tasse non si mettono, si tolgono, ma i servizi si devono anche mettere, se stiamo scherzando. E quella tradizione forte del sociale che c'era nel Veneto, la riforma del 78, no? Finanseri, 23 dicembre, l'ho imparato, 23 dicembre del 78, la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, una veneta, oggi peraltro portata in palmo di mano anche dal nostro Presidente, è curioso questo, ma insomma la dice lunga, aveva un'idea forte, innovativa al tempo, di servizi sul territorio, che sono stati progressivamente erosi a favore di una sanità che è polo per gli acuti, ospedali hub and spoke, e quindi un modello radicalmente diverso da quello della medicina del territorio e della presenza. Ecco, io penso che invece dobbiamo tornare a quel modello di medicina del territorio in cui le persone hanno servizio vicino, hanno una serie di servizi a portata, concentrando poi nei grossi centri per acuti ovviamente le determinate patologie, ma che per fortuna sono solo una parte dei bisogni del sistema sociosanitario. Ecco, io penso che dobbiamo proprio riconsiderare la distribuzione di spesa di quei famosi 80% del bilancio regionale, andando a privilegiare i servizi rispetto agli investimenti in infrastrutture, perché noi di servizi abbiamo bisogno veramente che qualcuno si faccia cura, che il medico di base ci sia. Ci sono delle zone nel Veronese dove i medici di base sono talmente pochi e ci sono tante persone che non hanno il medico di base, cioè non c'è proprio, perché non so neanche a Padova ci sia tante persone che non hanno. Io a Padova non avevo sentito sollevare questo
questo problema. Però tante persone che non hanno un medico di base, per cui una ricetta non hanno a chi chiederla, devono andare a pronto soccorso. È curiosa questa cosa, però è proprio un'impostazione che non è casuale, cioè che è stata fatta in maniera pensata, così come quella delle RSA. Cioè, adesso stiamo vivendo il tema qui con Figliacchi e Breda, l'idea è quella di far convergere tutti gli ospiti verso la casa di Ligonza, che è una casa privata, e quindi di fatto una privatizzazione del servizio. A me questa è una linea che non piace. Tra l'altro la gestione dell'anziano dovrà prendere sempre più risorse perché la curva della popolazione si sposta, e se la linea è quella di dire chi se lo può permettere va nelle strutture private e gli altri si arrangino, ecco, non è un modo che ci piace, e io credo che la cosa vada presa in mano molto molto velocemente. La Regione Veneto è una delle due in Italia che non ha avuto la riforma delle IPAB, e io credo che sia urgentissimo mettere mano a quella cosa, che sono 20 anni che se ne parla e questa amministrazione non ha fatto nulla. E quindi ecco, l'auspicio è che lo possiamo fare velocissimamente perché è assolutamente indispensabile. Poi mi è stato detto che oggi il nostro Presidente ha presentato, ha annunciato. Beh, se l'ha annunciato non è niente di nuovo, l'aveva già annunciato per metà luglio, quindi lo annuncerà anche per il 15 di settembre, ma questo allora non si parla di questo. Prego. Io sono Pasqualina Tagliani, scusate, volevo condividere con voi l'esperienza che io ho vissuto da quando ho conosciuto il movimento Veneto che vogliamo. Era una serata di fine gennaio, sono stata invitata a un incontro dove mi sono trovata in una sala gremita di giovani. Io ero la più anziana, tant'è che quando mi sono presentata ho detto: io non sono laureata, non sono giovane, posso essere vostra nonna. Però dico, ho un'esperienza di vita dettata da un servizio alla Caritas qui di Ponte San Nicolò da 20 anni, servizio di promotore sociale delle ACLI, per cui di conoscenza di casi, di situazioni, di problemi da risolvere nel territorio. Io vivo a Ponte San Nicolò, ne conosco e posso mettermi a disposizione per fare qualche proposta, dare qualche idea. Ecco, abbiamo creato questi tavoli di lavoro, questo che vi vado a dire è proprio a conferma di quello che ha presentato il nostro candidato presidente. Io chiaramente ho partecipato al tavolo di lavoro di disuguaglianze sociali e mi sono riservata anziani, disabili, dico in italiano perché mio marito non vuole che usi il termine inglese, chi assiste i familiari in casa, i famosi caregiver, che non sono considerati in nessun angolo. L'Emilia Romagna, a proposito di questi, so che hanno stanziato, si sono messi in moto per aiutare queste persone. Esempio pratico: la mamma che assiste il figlio disabile per 50 anni non può andare a lavorare. Quando manca il figlio, quella mamma cosa fa? Punto di domanda. Bene, ognuno di noi, dal Comerico al Basso Polesine, ci incontravamo poi in assemblee regionali, dove non vi nascondo, e glielo dico dottor Lorenzoni, all'assemblea regionale di Vicenza, io ho visto una signora di Vicenza piangere. Una ragazza giovane che abita tra Venezia e Treviso ha detto: sono commossa a pensiero che qualcuno mi sta ascoltando delle proposte che stiamo facendo. Abbiamo messo giù un programma molto vasto, io vi parlo per quello che ho seguito io. Tutto quello che ha detto il dottor Lorenzoni è tutto scritto, chiaramente il programma ufficiale ha sintetizzato, però sono stati presi in considerazione tutte le difficoltà che le nostre famiglie, i nostri cittadini possono, perché c'è stato, e questo è stato il bello di questo movimento, che ha dato la possibilità a tutti, si aggiungevano persone, eravamo a Vicenza, vicino alle signore, so che c'è questo movimento, io vorrei partecipare perché ho l'esperienza di una house, come si chiama, casa, house, scusate, coabitazione, sì, va bene.
Allora, voglio dire, è il positivo, e io di questo mi sto facendo carico. Ho telefonato all'amico Mario, le chiamo tutti, perché voglio che che tanti cittadini vengano a conoscenza di questo modo nuovo di far politica, che è un movimento che si è messo in moto grazie alla disponibilità e al coinvolgimento di tanti giovani. Quando penso alla lettera che ha letto il dottor Lorenzoni, quel ragazzo di Belluno, io non mi ricordo il nome, all'assemblea di Rovigo, va bene, pieno di carica, di un ragazzo giovane che si fa carico di tutti i problemi della sanità, delle strade. Noi siamo stati in vacanza ai Porti di Cortina, avevo bisogno di, posso dirlo, avevo bisogno di andare in un ambulatorio, in un distretto, a togliermi dei punti di sutura, non sono riuscita. Siamo a Cortina, Olimpiadi 2026, stanno facendo piste a non finire, però il distretto non lo fa perché fa solo amministrativo. L'ambulatorio chirurgico deve telefonare quando c'è la caposala, alla fine il problema lo risolve. Quindi sì. Infatti ho chiamato subito il ragazzo, di quel ragazzo come si chiama? Nico. Sì. Ho detto, ascolta, qui ci sono manifesti dappertutto, perché anche lì i cittadini stanno protestando. La nostra sanità dov'è? Hanno ridotto i posti letto, non c'è più il pronto soccorso, non c'è più sì, ma io parlo, questi sono elementi di urgenza. Quindi diciamo, il fatto che ci sia questa volontà, questo impegno da parte della nuova generazione di che si accorgono di queste problematiche, che vogliono assicurare qualcosa di nuovo nel futuro della nostra regione, e soprattutto di essere sentiti, come diceva Enrico Rinuncini, tanti sindaci bravi, impegnati dei paesi più lontani. Qua avremo il nostro Damiano, paese di Granze. Quante persone conoscono Granze? Granze è il centro del mondo ed è un'ora da tutto. Anche lui è impegnato per migliorare. L'appello che io vi faccio, scusate, ma l'ho detto proprio fuori, impegniamoci perché questo movimento possa prevalere, se fosse possibile, ma soprattutto possa resistere, possa esserci per contrapporsi a tutto quello che è stato fatto fino adesso. A proposito di addizionali, no, perché tu pensi che questo non era così un regalo, adesso arriva. Il presidente Zaia in una conferenza stampa durante il coronavirus dice: bravi noi, non abbiamo applicato l'addizionale IRPEF. Pensate che se noi l'avessimo applicato, tenete bene a mente quello che sto dicendo, i nostri parlamentari, e ha detto il numero di parlamentari, hanno così risparmiato 2.000 euro all'anno. Va bene? Allora fate conto, quanti sono i parlamentari, per quanti anni? A 2.000 euro. Quei soldi lì, giustamente come diceva il dottor Lorenzoni, erano destinati ai servizi sociali, alle comunità dei disabili, a tutti i servizi sociali che purtroppo oggi come oggi posso dire sono quasi inesistenti. Quindi facciamoci carico con tanta buona volontà di promulgare, di diffondere, di interessare tanti cittadini che votino Veneto che vogliamo. Se per caso avevi qualche video di votare, no, spero che ti abbia convinto. No, ma io volevo chiedere, ma si vuole candidare? Io lo faccio con il cuore, lo faccio noi. Anche se il comitato provinciale mancava qualche donna alla fine, ma perché non ti candidi? No, non esiste, io lo faccio volentieri, proprio perché sono ormai una nonna e voglio fare qualcosa, mi preoccupo anche per i miei nipoti, per tutti i bambini, per tutti quelli che possono vivere in questa regione, in questi paesi. Io ho già dato, ho già fatto, quello che faccio lo faccio volentieri. Perché questo è il territorio. Ma lei solo in inglese. In inglese, ma poi il tuo marito non vuole.
Comunque, ecco, adesso non so se un'altra domanda, io insomma, ci avviamo un po' verso la conclusione, chiederei un'ultima, anzi una richiesta, poi Arturo, poi insomma concludiamo se non c'è qualcun altro, non voglio dire, altro che ascolto, però sintetico. Sì, sintetico, un terzo problema che non avevo considerato, ma è molto grave a mio avviso, che avevo lasciato l'altro giorno a Roberto Lorenzoni quando ci siamo visti a parlare. Arturo, scusate, il problema morale. Badate, e Pizzarotti ne sa perché anche lui sta provando questa situazione, il discorso della mafia e il discorso della regolarità, voi siete commissari per tante cose, ma ci sono degli argomenti di carattere economico e morale nel nostro territorio per cui Caorle è solamente una finestrella aperta, sapete, è solamente una finestrella aperta. Guardate che dobbiamo essere vigili, attenti, soprattutto all'interno dei nostri territori comunali, guardando i conti di come si vanno a spendere i soldi per capire come stanno andando le cose. E noi a Saonara ne abbiamo un'esperienza che sta diventando molto probabilmente, me lo auguro, un segno identificativo del comportamentale. Ma il problema della mafia all'interno del nostro territorio è presente ed efficiente più di qualsiasi altro problema. No, grazie, condivido la preoccupazione. Io ho avuto l'occasione di confrontarmi con alcuni giornalisti che stanno seguendo da vicino la cosa, effettivamente mettendo in fila gli episodi e le modalità di operazione c'è veramente un motivo di essere preoccupati. Quindi questo è senz'altro un tema molto molto in alto nell'agenda. E sono d'accordo che l'osservatorio regionale, che è stato istituito ma non è mai entrato in operatività, debba quanto prima essere attivato per tenere alta l'attenzione. Di questo io sono veramente molto d'accordo. Dicevo Federico, così una richiesta, cosa da sindaco a presidente di Italia in Comune, cosa chiederesti insomma a un candidato presidente, un candidato consigliere alla regione, insomma, ecco, nella fase conclusiva di questa, cosa auguri, cosa chiedi, insomma, ecco. Chiedere, non devo chiedere, sì, non devo chiedere abbassamento dell'IRPEF sicuramente, però al di là non devo chiedere veramente, però prendo degli spunti dalle domande anche per paragone alla nostra regione. Allora, al di là che il signore diceva il territorio, e questo sono assolutamente d'accordo, vale più, poi a seconda del contesto territoriale, se è un bicchiere di vino, un caffè o una pasta, no? Per la seconda della regione devi mangiare o bere cose diverse, però il territorio è andare a conoscere le persone, stringere le mani, fare anche le sagre quando torneranno, perché non c'è niente di più bello e diretto di guardarsi in faccia. Questo penso che, meno male che Facebook non lo supererà, penso. Quindi, però ovvio che è molto più faticoso, perché bisogna andare in un sacco di posti e bisogna, come il tema di prima, fare tanti chilometri e avere il tempo per farlo, perché poi non è che lo si fa tutto in 3 mesi, no? Venendo alla nostra regione, ad alcuni paragoni, ho ascoltato, non conosco poi nel dettaglio la sanità veneta, né quelle delle altre regioni, no? Ma faccio i paralleli rispetto a quello che dicevate della nostra, proprio perché noi abbiamo avuto la visita del presidente Bonaccini la settimana scorsa, che lui ogni mandato e prima parlavate di ascolto, ha istituito insomma questa regola che ogni tanto la giunta fa un giro in tutte le province, visitando ovviamente il comune capoluogo e realtà territoriali necessarie, quindi in questo caso è andato a visitare gli ospedali, perché comunque ovviamente sono state le strutture più colpite in termini di impegno e anche di riconoscimento. Noi abbiamo fatto un piano come provincia di Parma, un piano da 300 milioni di euro di investimenti, che è la nostra quota del MES, se il MES se lo firma, no? Quindi noi ci abbiamo già, tornando ai progetti, una cosa che diceva, noi tutto ci abbiamo, proprio perché per spenderli bene, la regione Emilia Romagna è una delle regioni, se non la regione che spende meglio fondi europei, bisogna avere progetti già possibili, le idee chiare, sapere un'idea di territorio, di sanità. Da cui il tema delle case della salute. Noi abbiamo questo modello delle case della salute, quindi che sono dei poli che mettono insieme la parte socio-sanitaria, quindi in città dove ovviamente insomma,
il tema degli assistenti sociali è molto più preponderante rispetto ai comuni piccoli, dove se va bene ne hanno una, se non va bene la mettono in comune tra diversi comuni, con i medici di base. In città anche diversi medici specialistici, in provincia più medici generici, ma per dare un luogo in cui le diverse sfaccettature della nostra vita si riescono a parlare in un luogo unico. E sono presidi territoriali dove fare quindi la cura delle medicine, diciamo, croniche di base senza aver bisogno di andare all'ospedale. Poi bisogna spiegare alle persone che non devono andare all'ospedale per tutto, no? Perché tornando all'educazione, i pronto soccorso sono imballati di gente che invece di andare dal medico di base o alla casa della salute, nel dubbio vanno al pronto soccorso per lamentarsi che saranno 10 ore al pronto soccorso, di cui non mi ricordo se l'85-90% è codice, come dire, bianco, quello che non c'è bisogno di niente, se non andare dal medico di base. Questo dà l'idea che la territorialità, non so in provincia di Parma, vado male, posso dire dei numeri più o meno sbagliati, ne abbiamo più di 50, abbiamo 3 ospedali e più di 50 case della salute. Questo dà un'idea della territorialità, della capillarità, che deve essere molto diversa, avvicinare i servizi alle persone e specializzare i grandi centri dove ci vai quando hai veramente bisogno e non diversamente. Noi abbiamo riconvertito 1200 posti Covid di tutti i nostri ospedali della nostra provincia, praticamente erano diventati tutti ospedali Covid, abbiamo raddoppiato le terapie intensive, l'abbiamo fatto con questa grande capillarità e flessibilità, perché con meno si parlano meglio, ovviamente parlando solo del pubblico, perché poi il privato ha dato in realtà un'assistenza a dare continuità solamente a quei servizi che non potevano più essere erogati dall'ospedale e non viceversa, giusto per capirci. Quindi quando tu vivi un certo tipo di sanità, il Presidente Bonaccini più volte ha detto noi siamo orgogliosamente, come dire, in mano pubblica, rimaneremo in mano pubblica, non ti rendi conto forse delle altre regioni come si regolano. Infatti non a caso, insomma, il tema del coordinamento dovrebbe essere comunque centralizzato, perché non si può avere una disparità che sia comunque al nord, dove in qualche modo i servizi comunque ce li hai, rispetto al sud dove pubblica o privata magari non ce li hai. Ci deve essere evidentemente che se ti ammali, ti rompi una gamba, come dire, in qualunque regione italiana devi avere lo stesso trattamento. Quindi il tema della sanità è veramente cardine, non può esserlo solo nel momento dell'emergenza sanitaria, ma dovrebbe avere anche qui una politica di lungo termine che non si è mai fatta, come per l'educazione, cioè come per la parte di istruzione, che ci dia dei parametri che siano veramente di media nazionale. E quindi questo è un altro tema, secondo me, cardine in qualsiasi elezione regionale, visto che tutti i budget delle regioni sono sbilanciati, inteso che la gran parte sul tema sanitario, anche come proprio competenze e responsabilità, ed è uno dei temi sempre cardine da toccare. Insomma, il modello pubblico efficiente è un modello vincente, perché ci hanno raccontato, poi bisognerebbe avere anche delle norme un po' più efficaci sul lavoratore pubblico, diciamocelo, perché il tema è non è che la sanità pubblica, piuttosto che l'edilizia pubblica, piuttosto che l'amministrazione pubblica, funzioni peggio di quella privata, che è quello che ci hanno raccontato. Semplicemente sono i parametri che noi ci dobbiamo dare e anche di, come dire, di efficienza che dobbiamo pretendere dal sistema pubblico-privato, che diamo per scontato che funzioni in modo diverso. Questo è un grande tema nazionale, non regionale, su cui serve lavorare e investire. Perché io voglio una sanità, guardiamo l'America e poi ci chiediamo se abbiamo dei dubbi su avere una sanità, no, come dire, generalista, pubblica, in cui le persone di qualsiasi nazionalità che abbiano i diritti o meno possono essere curate. Secondo me in questi momenti dovremmo essere orgogliosi quando ci lamentiamo che non funziona niente. Secondo me dobbiamo invece essere orgogliosi di quello che abbiamo, ma di migliorarlo. Non è il tema che non è importante sempre smontare, continuare a rismontare tutto, ma alzare l'asticella, standardizzare, cercare di rendere il sistema, citando la signora, responsive, nel senso del, no, o meglio il marito, no, avere un sistema che riesce ad adattarsi, a rispondere allo stesso modo, standard in tutti allo stesso modo, quindi standard è la stessa cosa, diciamo, in tutte le regioni, con un modello che possa dare, come dire, delle capacità territoriali importanti.
Allora era in questo, non tanto per copiare, ma più che altro per confrontare. Vi assicuro che la diffusione dei servizi vicini al cittadino è qualcosa che i cittadini apprezzano tantissimo, e quindi noi abbiamo tante richieste di aprire nuovi o ingrandire nuove case della salute, che sono un impegno anche economico. Ne stiamo finendo di costruire una, perché prima erano spezzettate per mettere all'interno di una stessa sede, ne abbiamo in progetto delle altre, perché ovviamente vuol dire tu avevi i tuoi luoghi dell'azienda ospedaliera, dell'ASL nel nostro caso, e del comune, vuol dire metterli insieme, vuol dire costruirli se non esistono, per avere, come dire, una stessa sede di lavoro che sia, come dire, fattibile e anche, come dire, utilizzabile correttamente da tutti. Quindi il tema della sanità è il tema dal mio punto di vista, soprattutto all'interno dell'elezione regionale. Se posso dare, non chiedere qualcosa, ma sicuramente dare un consiglio. Grazie. Arturo, in chiusura, oggi c'è un articolo, però poi non fa fede al testo, no? Perché il titolo è "Civici non debbono schierarsi alle regionali". Poi se andiamo a leggere tutto, poi si scrive: comunque confidiamo che gli eletti padovani sapranno poi, al di là delle appartenenze, cooperare con l'amministrazione per la crescita della città, insomma della provincia. Quindi poi andiamo a leggerlo meglio e ci rincuoriamo. Ma a parte questo, ed è insomma l'appello, l'ultima volta si fa sempre l'appello al voto, no? Perché Arturo Lorenzoni, candidato presidente, perché votare Arturo, perché votare l'eletto che vogliamo? Perché insomma questa preferenza ce lo diciamo qui, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, chi ci guarderà, insomma, ecco, e a te la parola per darci la carica, perché mancano 44 giorni e quindi abbiamo 44 giorni di corsa da fare tutti insieme. Sì, no, mi citi l'articolo sbagliato, nel senso che un rigurgito, diciamo così, di una cultura politica che secondo me è superata, quella identitaria, ma di questo sono veramente convinto. Io non ho un partito, non porto un partito, sono contento di portare altri partiti, di aggregare persone che vengono da esperienze diverse, e ritengo che il modo con cui oggi possiamo veicolare un messaggio è proprio quello di veicolarlo sui contenuti e non appunto sulle appartenenze. Qualcuno ha ancora il tema dell'appartenenza, e va bene, buona strada, voglio dire, alla fine ci conteremo e andremo a vedere quale modello è più interessante per le persone. Sono 44 giorni, secondo me sono sufficienti per far comprendere la necessità di andare a votare, e intanto farlo sapere alle persone, perché molti dicono: sai che si vota? Ah sì, non sapevo. Cioè, sono io candidato. Ah, lei? No, me ne rendo conto, cioè questa ho diciamo così, un'esperienza diretta su questo. Io penso che insomma poi passate questa settimana, che ancora le persone secondo me sono con la testa altrove, ma poi si riuscirà a farlo sapere quantomeno. È importante, è un'elezione importante. Un'affermazione forte della destra in questo momento, secondo me, sarebbe per il nostro paese un segnale di consolidamento di una politica che è appartenenza, che è divisiva, che è basata sul conflitto. Credo che non sia una politica che interessa il nostro paese, per cui questa è la ragione forte per cui vale la pena di dare un segnale, qualsiasi esso sia. Io sono convinto che possa essere un segnale forte, sono convinto che ci siano delle persone molto valide che stanno accompagnando il mio percorso, e che questo possa essere veicolato sulle persone in modo chiaro. Per cui ecco, io veramente chiedo l'aiuto di tutti, su Enrico come sugli altri candidati, perché questa esperienza appunto di amministratori locali che si mettono a disposizione di un percorso, credo sia qualcosa di molto valido. L'ho già detto all'inizio, ma lo ripeto, è un esperimento in qualche maniera nuovo. La signora l'ha vissuto come qualcosa di nuovo, a me fa piacere sentirlo raccontare in modo così partecipato, così diretto, ma sono convinto effettivamente che sia un'esperienza che in qualche modo cambia la relazione tra
chi vota e chi è votato. Per cui dateci una mano. Mi appello al sindaco Martino Schiavon, che è qua il grande elettore di Ponte San Nicolò. Aiutateci a far capire, ecco, lo spirito con cui stiamo facendo questa cosa e le possibilità che ci sono di portare un dialogo diverso tra il territorio e l'amministrazione della regione, perché questo può cambiare la qualità della vita delle persone. Di questo sono convinto e l'augurio è che lo possiamo fare fin dal primo tempo, come diceva il signore qui. È una partita difficile, ma io ho giocato con Martino per tanti anni, non siamo mai entrati in campo senza l'idea di poter vincere. Qualche volta si è vinto, qualche volta non si è vinto, ma si è sempre usciti dal campo con la testa alta. E devo dire che i ricordi che ho con Martino sono belli e vivi ancora adesso dopo tanti anni. Con cui... sempre vinto. Sempre vinto. Però no, ecco, ritengo che questo sia importante, giocare tutte le partite fino in fondo e alla fine si esce sempre vincitori indipendentemente dal risultato. Bene. Non so perché a noi Martino racconta sempre solo del terzo tempo, no? In questi anni ci ha raccontato solo di quello, no? Ma tutte a parte, no? Io intanto ringrazio tutti, potete immaginare quando si organizza qualcosa, ma quando si organizza una campagna elettorale, guardo alcuni volti, insomma, dietro alle quinte c'è tanta gente che lavora e quindi ecco, mi preme ringraziare chi, noi siamo qui, ma c'è chi sta lavorando tanto dietro le quinte, quindi è veramente un sincero grazie. A me è stato girato, per chiudere, insomma, cosa dice la Treccani a proposito di civismo, no? E dice nobiltà di sentimenti civili, alto senso dei propri doveri di cittadino e di concittadino, che spinge a trascurare o sacrificare il benessere proprio per l'utilità comune. E siccome l'utilità comune è comunque anche il nostro benessere, credo che la cosa vada assolutamente a braccetto. E quindi con questo auspicio, con questo spirito, ma con lo spirito di portare il nostro spirito di servizio in una, ribadisco, comunità più grande che si chiama Veneto, e l'auspicio, l'augurio è tutti insieme, ognuno da adesso per 44 giorni, 10 telefonate al giorno, 10 WhatsApp al giorno, 10 mail al giorno, a dire votare Arturo Lorenzoni, votare Veneto che vogliamo, dare una preferenza a chi ritenete più opportuno, insomma, questo è credo il compito del civismo anche di chi insomma è qui. Grazie, e quindi insomma tutti insieme sono 44 giorni da adesso in avanti, magari ci regaliamo Ferragosto proprio così per correttezza, ma no, poi no, Ferragosto grigliata vota a va bene, ok, quindi tutti la grigliata. Grazie a tutti, grazie veramente poi soprattutto buona serata a tutti e grazie.